Hai paura di rompere gli allineatori oppure di non averne un'adeguata cura? Ti do qualche informazione. Innanzitutto gli allineatori, almeno quelli di determinate aziende, vengono fatti con un materiale solido, quindi è fatto apposta per stare in bocca e per subire questo stress di rimozione. Però può succedere che si rompa perché mi cade, perché la schiaccio, perché ho tirato troppo forte e in qualche modo si è rotta. Allora, io do sempre vari consigli, quindi se questo allineatore che si è rotto è tanto vicino alla fine del suo utilizzo, posso passare direttamente a quello successivo, quindi sicuramente sarà un po' più stretto, però riesce lo stesso ad eseguire il suo lavoro. Mi contatterai e insieme vedremo se portarlo per un po' più di tempo, in modo da farlo lavorare anche per il tempo che mancava all'allineatore che si è rotto. A volte può capitare che si rompa proprio o si perda anche il giorno stesso in cui è stato cambiato. Quindi posso lo stesso provare a mettere quello successivo e di solito questa cosa può andare bene. Capita che ne perdo due, quindi vado in vacanza, perdo la valigia e all'interno avevo 2 o 3 allineatori successivi. Quindi che cosa succede? Allora, le maggiori case commerciali ci permettono comunque in breve tempo anche di ordinare degli allineatori, quindi direttamente qui in studio ci arriveranno nel giro di una settimana al massimo, quindi porterai quella precedente, quindi nel frattempo avrai la mascherina che avevi già utilizzato fino a quando le tue mascherine non arriveranno qui. Quindi è molto pratico, non c'è da aver paura. E per quel che riguarda invece la cura a casa, c'è sempre bisogno comunque di lavare le mascherine così come si lava i denti, quindi ci sono degli spazzolini specifici e dei prodotti specifici per tenerle pulite, però ricordarsi di lavarle e sanificarle quindi ogni giorno, che sia poi al mattino o alla sera, puoi decidere qual è il tuo momento migliore, ma ogni giorno deve essere fatta anche un'adeguata igiene della mascherina stessa.